la gente grata mul fatto sa gara improvvisata. Saluto a todos e bene agattados. Hoy in historias vamos a questionare di poesia a Bolu. Lo faremo con un nuovo poeta a mano, Bruno Agus. Grazie a Bruno per aver accettato questo compito. Grazie a voi per avermi convidato e ben agattato. Bruno, tu sei nascido in Gairo, hai cominciato a cantare in sospalco nel 1981 e in Gairo hai cominciato. Sono scompato stuor da gara, sono visto sos poeta armanos, hai tentato la buona sorte di fare gara con questo poeta armanos. Una carriera che andava avanti dai 40 anni, possiamo narrare. Amos nuovo a entrare in questo misterio, come direbbe Paolo Pillonca della gara, della poesia a Bolu. Ma innanzi di entrare in conto di questa intervista, mi piacere a ti mandare una cosa più personale, che è importante, di importo, può comprendere chi è Zese, chi è Bruno Agus? A bordo da pure me lo domando. Io sono nato in Gairo, nella Sozzastra. E mi sono barrato fino all'età che poi mi sono cogliato a Mannetta, fino a Sud Mezzecchimbe, poi mi sono trasferito in Baronia ai Rigoli. Però la vita mia l'ho fatta in Gairo, sono nato in una famiglia di pastori, mi sono pensato facendo su pastore e insomma, sono ambienti che vivo inventando. Questo ambiente? Questo ambiente. Che vi bello ambiente, che vi a me, che come sono cambiato, sono io pure. Come è nascita questa passione in manna? È nascita che io la posso contare una fortuna che sono nascita in un tempo che ancora viviti la cultura e la poesia. In Sarbiglia adesso a Zastra, in tutta Sarbiglia si abbia gente che canta ieri. Si canta in tutte le occasioni, si spuntino, si tusorzo, e comunque vivete ancora questa passione della gente, mi lamento per subire dei babbai, giochi sempre di questo libretto, sempre giacca, arrivate su bestiame, detti Antoni Cucco, di Santuito, e fine una cosa, e poi gente che canta io da tempo, che ho gente in Gairo, uomini che cantano bene, mi lamento uno più che tutto. I vizzeggi già quando l'ho conosciuto ma vedono però io ho fatto qualche gara in suo palco con Antonio Pirella, viene gente che ha potuto questa fortuna che ha cominciato a bezzaia, che insomma era scompanzo mio e tutto. Tenia questa capacità di resistere proprio da so satiro a mi formare questo verso, ad adattare a rima, a gaia bolo, senza avere una e vivi sempre questa passione in palasa. Poi a pago, insomma, mi veniva a cantare, mi chiamai una volta, ma per insalare la Bibbia di Ozzastra, poi occasione di spuntino, e si canta io e a pago ho cominciato. Come tu hai cominciato in seguire, in sa vita che i farizzi, quanto è scambiata la vita in Foraida, in Soscuile, come va l'occasione, poi giovane, a tobiare altre persone che cantano e poter imparare, o è proprio un altro mondo? È una realtà che rattrista, che è quasi un altro mondo. Oggi sono scoile, se vincudo a canto prima, dove ora essere andato non voglio battere arzente, non gattare nulla. Ora devo gattare la gente che è andata a murgere, sora del murgere, e poi a versare sul latte a torrare questa cultura. Prima noi si abbarraimmo su scoile, noi ci andiamo su bestiame. La vita nostra si fa chiedere su scoile tutto sa die. Vivete in un altro ambiente, ma per questo ambiente sarvidda, vivete in un ambiente che ancora, per da parte gioventù, vivete ancora questa cultura di ascoltare, questa pazienza di intendere, cose che come non lo so intende più, come sul telefonino è stesso che fa che da mastro e da guida sa gioventù. Prima no, noi si scortaimmo, noi si scortaimmo sormanno quando fai da Iana, quando no, è tutto in cui è una schia, per un momento di soledade, accanto bisogno zampuro, me può pensare, devo passare a tempo ormai, fate su bestiame, nel solo. E questo momento mi pare che come non bisogna più la gente come che non pensa manco più da pensare. La poesia è nasce in questo mondo, in questo ambiente particolare. Seguendo
su cammino e su tempo che andai a Passolino, a quella regolarità, come è una cosa che non si comprende nulla, siamo tutti correnti. La poesia è come un semmene, dove lei sono un semmene uno. Su semmene uno però, chi non lo è in suo luogo, in sa terra ona, mancare c'è semmene uno, non fa che cosa ona. E su semmene uno vittando, un pisello che nasce come, potete tenere su casa sordono, scommente, fini prima e si ammenta umana, ma ne so come pure. Però se questo dono non tiene occasione, questo semmene di essere in ambiente zone, non sviluppa. E scommetto un campione di altro sport, fatto esempio del Maradona. Maradona, se mai hai abitato un pallone, non fu diventato un Maradona. E che è ogni cosa, poesia è scusso, si sconfrontando con un tempo che non pare più suo tempo suo. Di quella gente che scorta, di quella gente pazienziosa, che la poesia che è discortata, che è compresa. E quello che stiamo vedendo, una gioventù che li piace più su suono, su rumore, su attrazione, che non ha bisogno di sforzare a comprendere, invece lasciano tirare in seguito di questo so. La poesia no, la poesia la deve comprendere e deve essere in grado di fare un esame critico, di essere si scortende, di giudicare pure. Oggi mancano tutte queste cose che variano un altro mondo, un altro ambiente. La gara poetica è una sorta di mistero antico che sopravvive in epoca contemporanea. Che cos'è in essenza? Direi che è un miracolo. Perché un miracolo? Perché i cantori, sos cantadores in poesia, come si dice in sardo, si affidano completamente all'estro del momento. Prima di iniziare la gara non possono assolutamente garantire se verrà bene o verrà male, se sarà una gara scintillante o una gara piatta, nemmeno in paesi e quindi di fronte a piazze che conoscono, nelle quali hanno amici, perché tutto dipende da una dea inafferrabile o difficilmente afferrabile che arriva quando vuole lei e non risponde ai comandi degli improvvisatori. Samutta si chiama in sardo. A soschiesa si scoria al nucleare, segherenino che va che salzola, quando cantiamo su una noittola. La prima gara, quale ammento tenese? La prima gara, devo ponere la verità, insomma, noi abbiamo sempre soltanto un anno che mi hanno fatto piegare a forza a suo palco con subiato di Masale e Seu, però l'anno prima soltanto mi hanno invitato a una gara, questa gara poetica di dilettanti nel Bono, 80. E fin bene ho scusto del Bono, mi invitare quando me l'era nato, manco a pensare, rientrando di Guile me lamento a domo, sorre mia, ma io nato mica sono venuto scusto del Bono, si può partecipare su una gara poetica, in suo palco. Ma poi mi sono vergognoso pure, sempre in campagna. Mica se ne è messo, mica mi era su palco a far ridere la gente. E niente. Poi l'hanno nato a un altro gaire acquisito, non abbiamo una scheda di sterzili, però è sempre stato un nome per un anno e mezzo, e mia fedele di subiato del marito, a Masa. E adesso 30 chimbe. E tanto adesso lei ha convinto e io l'ha piegato in carico di convincere a mia pure, non avevo convinto di avere buone relazioni. Tratta di zirbe. Che bessido, io stavo cantando due sottate, lei la scanta in magazzino, la scanta in coile, scommetto che lei come questa cosa fare fevano andare pure. Comunque lei questo momento avevo andato, però dopo 3 o 4 hanno fatto tipo batteria, devo aver partecipato a questa prima batteria, come è venuto, posso pensare di fronte a una piatta prena, tanto la gente scortava pure, come ancora. E poi quando veniva di schiena, è andato a mettere David a mia pure. E dunque se mi tremia questa scamma, come è venuto questo, mentre so che lei su palco, la poneva un altro che tanto non teniamo manco questa macchina. A chi mi accompagnava io che non andavamo a andare, se no mi canto aspetta fino a scagomma una raiata e se non mi interessa della pone, sta a muovere e basta. È andato, poi mi ha anche caricato dopo però di me che fu andato. Dopo 2 ore se mi lamento che mi andai a battere una coppetta a birra a me, inquieto, come ti vivo io che non si fa chi era, poi io pensando con soso è andato mica via. Poi è scapettato questo che hanno fatto piegare a su palco
mi lamento, avevo pubblicato in peso con questo scompanzor mio, cosa che lei era programmato di prima, poi quando viene su palco avevo detto, poi mi torno a calare, e ho detto, Giovanni Seo, ma come lasciate la mia? Sezzi mie e mie, e non muove se no di cadobbo, comunque mi ha fatto quasi a barra forza. Poi, vai ad altra gente a lavoro, che mi hanno inteso, ho cominciato a mi mettere a caricare, mi detto come si va, che da pago a pago, e siamo seguiti. Tu hai nato su tempo che è scolato in questo quasi 40 anni di carriera, più o manco, in sos palcos, è scambiato un meta. Si impegno di un poeta, quante gare fai a abbonare in 30 anni fa, e quante ne fa che so, più o manco, questo è il più del manco, che ti è scambiato? Lo sconfronto sono quando ho cominciato, insomma, sull'uomo non riesco a l'utenia, e quindi a pago, non riesco a fare a gare che facciano sosate, poi ti sono affermato, poi a pago, manco notto. Certo, sono andato sempre in aumento, sono andato però sono un complessivo di queste gare che si fanno a livello generale, di tanta come non va manco differenze. Poi Babbi d'Armeda, che questa gara come te la fa cantando non la fa in pruso. Bidda se che facciano 3 gare a come se ne fa in una e a volte la brinca con sapore. E dunque è normale che non si possano fare queste gare di prima. E scuso su... Questo è il numero di gare. Come funziona una gara poetica? Cerchiamo di entrare proprio in questo mondo, cercare pure a chi non l'ischiri. Come si fa una gara? Come si vive in su palco? Come sono gli argomenti? Come sono i temi? Come si fa? Non ti fa che questa gara è sempre un imprevisto che non ischisi, quando andando a cantare non isco nette, itte tempo a manadare, né nulla, dunque c'è sempre questa tensione. Che tu si sente sempre a una cosa che non ischis come ti giochi questa conca, che a volte si murgai, a volte si murgoi, dipende da se mutte, che si muttaona, e dunque è sempre un'avventura, e per questo questa tensione, mi lamento su Biadu e Mario, a volte si genera mai possibile, quando si spurta 60 anni sul palco e se ne ancora con questa tensione. E che pure è una cosa che da barra sempre. Io per oggi mi è nato una volta che lei è nato mi sono tremendo a scambas e è nato questo da barrare sempre. Che lo fa che da mie pure. Lo fa che da mie pure che questa gara potesse barrare cantando scantente, però sempre che capita sul palco questa è una gara nuova. Ogni sfida è come la prima. Pepe Soggiu, dopo oltre 50 anni di carriera, diceva non va gara uguale a Sattera, per me d'ogni zero è su primo zero che se lo intende. Pilastru moritu es un cuvedu E noi cantiamo da su palco, cantiamo besse sordi prima una mezz'oretta, più o manco questo orario, e cantiamo su una verità conca, una discussione tra noi, una cosa che è successa, insomma. Fizzar dei brullas. Vero dei brullas, insomma, potremmo. Poi, piccato nel suo comitato, con il bigliettello in tre, che siamo in tre, hanno dato ognuno sapere sul bigliettello su, sapere sul biglietto, e tu iscrivete deve cantare. Si canta sul primo tema che preferibilmente che è sempre un tema più serio, più approfondito, che si tira appena un po' più a lungo, e poi sul secondo tema può essere un po' più distensivo, però in questo sempre un po' che poi dipende dal suo poeta, che appena in questa parte seria bisogna sempre quello si spunto di risolania, dipende poi da ognuno come te lo si interpreta, ognuno è sua natura sua. Poi finito sul secondo tema si è passato a cantare sarduina c'è le schide, sarduina è stanottata fatta in due o in tre, ognuno canta due versi fino a che si compri sottava. Poi si è passato a battorina, a battoretta, a tarantella, e poi basta sul sonetto finale che prima si cantava a moda fino a sul 76, e poi adesso 76 hanno deciso di non cantare più. Come te mai? Questa decisione che hanno piccato in riunione sui poeti e che è successo. Ben da che le contrario, ben da favorevole, comunque ha vinto la maggioranza. È difficile pure. È espruso, a moda è espruso impegnativa per chi la canta. È una cosa più lunga, è una cosa, una retroga. Però è succedita che
a parte il fatto che la moda, la gara è improvvisata, la moda non è improvvisata, la moda si prepara prima, noi non vada cosa di vuire. E poi torniamo come il fatto si collega per ciò che ho appena prima, cadendo vedi in un mondo, da gente che le pega da scurtare. Ove questa gente, per certo pubblico di ove una moda lunga, diventa noiosa pure. Qualcuno bestia che sono appassionato, questa moda che gli da fare piacere pure. Però sono sicuro che l'altra parte che questa gara è arrivata poi, noi non ammezziamo il gusto pure questo, però come si è cantato un sonetto lungo, andiamo sempre in onore del suo santo, delle occasioni che si festa. Quanto dura una gara più manco come? Dipende dall'ambiente che besta, a volte dipende da noi pure, a lunghiare, alla fare pure scorsa, dipende da noi. Però la media della gara è sempre sono 2 ore e mezza, come in media a me. Nella gara poetica avviene in maniera più alta, sublimata quasi, quello che capita nelle discussioni fra amici. Se siamo in 2 a ragionare su un determinato problema, il ragionamento risulta molto più articolato, molto più diretto, molto più comprensibile e di conseguenza molto meno sfilacciato. Tio Barò, a vostè li viaghi di più a cantare in 3, in battere o a cantare mano a mano? In 2, mano a mano. Chi che devi spiegare su proitte dai fondo? Proitte, secondo me, in 2, l'improvvisazione è più pronta. A quando di Vichisi si sottavano e fatta completa, avesse fatto così scheletro e sottavano. Deve essere pronto. In 3 si risponde a uno, non può rispondere a satiro. E quindi uno resta sempre toccato. E se da poi bilompese, non è una cosa precisa, secondo me. Si canta sì, secondo il suo tema, bisogna cantare in 3. Non sono tutti i temi che si può cantare in 2. Anda sempre a si spiaggiarsi col cadin serena e si abbronza il mare sul sole sorraio de oro fino a su del bianco del ramoro il mare. In tutto questo tempo schiar vivido, e te sono le cose che più t'hanno spantato, sono scambiamenti, più urmano scarbido, magari su pubblico, in sos comitados, in sos poetas, e t'arbido. Su pubblico si vede sa più spaga competenza del pubblico di prima. Questo è una cosa evidente, che prima la gente che comprendeva la poesia di Bruso, con la passione solo, la gente che si metteva a mente metà di questa gara senza la riscortata traia a me. Quindi immagina tu che passione tenia questa gente. E sono scommettato pure, sì, prima sono scommettato infatti, da quella gente che viene abituata pure a suonare questa poesia. Come con questa leva nostra che sono bessinda, a volte tu immaginati una leva che ottenere come, che non ha mai scortato una poesia. Infatti noi sì, a volte non sappiamo come te danno stemma, cioè non si rende in conto il stemma se commenta, dan quello stemma o accoppiato normale o cosa che prima non succedeva, che questa gente più abituata, schiana, sa gente te vedi su come le pare che era in tutto È stata una mistura. innovatore, è stato un montone di però no, e purtroppo questo è stato frutto dello scambiamento non positivo per questo mondo che siamo orbitando in questi ultimi anni. Stando sempre in questo scontro della poesia a Buru, questa pandemia ha cambiato le cose per tutto quanto. Poi chi è canta di su palco, qui ha cambiato, abbiamo vivido quasi 1 anno e mezzo, forse 2, inserrati in domo. A te come te poi, te ha cambiato? Io ho cambiato personalmente, ma ha cambiato tutto sul mondo, ha cambiato, questa poesia fa parte di un mondo, di un ambiente, quando ti cambia questo ambiente che sta in ghirio, manca quello, adesso un facendo, insomma, questo mese di agosto, che hanno fatto metà spuro gara, però è sempre quello, la gente non è tranquilla, è sempre, non è quella festa, quando non mi pensa io a queste cose, sarebbe racca, questa gente, come... che non mai servito gente scortendo la mascherina, gente che pare mascherata,
Parimos in quando ti carreggiare. controllano quando entra, quando no, parimos mostrando sul bollettino come con questo Green Pass che hanno posto e tutto. E ridete, e poi esca a metà vita si hanno fatto festa, a metà gare la si hanno annullata, e non gente come pagare di sfagare una terra in Campitano mi hanno telefonato che su prefetto non la sei a fare questa festa, e in cui pure questa gara si può fare pure, questa gara non è di spettacolo che usando da brincare a ballare, la gara si entra, la gente si sezza, composta e ascolta questa gara, cosa si ambienta questa gara. Dunque si poteva fare pure, però questa gente che aborta sono manco andata che ti mette a toppare amico, che ti mette ieri giusto pure, che questa gente ti mette. E dunque è stata rattristata un po', a parte il fatto che a metà gara non la si è lasciata sfagare, e sa che si fa che pure non esco d'ambiente, insomma, Tranquillo. normale, namoso. Tu hai questionato di questo mondo che è cambiato. Iscurtare comprende questa gara poetica è una cosa di importo. Se un giovane tiene passione, vedo che l'ambiente pure è cambiato, e te li puoi sconsigliare, può affinare, può essere più usabile, può avere più pazienza finché ascoltare questa poesia, e te puoi fare. Come prima di considerare questo, si deve avere considerare solo babbo e mamma, si deve fare le misure prima, che cos'altro sono danno mano scorso, che se muore la lingua sarda, muore la tradizione nostra, ma la poesia, più di altre che la poesia rappresenta la lingua nostra, la poesia si canta in sarda. E dunque sono bisogno che vada sempre l'italiano come su un commo, come si può ponere, che uno deve essere mero della lingua, dopo fatto sforzo può cambiare che da suo zastrino, quindi da questa variante zastrina a questa lingua che ha umanizzato, che umanizzò, vede il cambiamento, però per esempio va dato su usare di tutto, dunque besco sta, ma come che sono dando un'altra lingua, una lingua commerciale, una lingua strutturata per altre cose, non per il suo sentimento e per il suo che serve in termini emotivi a una comunità, no, è una lingua superficiale, è una lingua che serve per altre cose, che sa lingua che non anda bene con la poesia nostra. Questa poesia nasce dal suo sentimento nostro, del suo sangue, del suo coro, del suo sammento, della terra che siamo legati. E non la vuoi tu cantare in un'altra lingua, la devi cantare con la lingua tua. Pascoli in aria da a un poeta gli serve la poesia gli serve una lingua antistrutturale, cioè gli serve non la lingua che si umanizza da una lingua antiletteraria, una raiata, e dunque se te crea narrare la lingua nostra, la lingua che teniamo, questa è una cosa a mano. Poi questa cosa che serve che dia da servire come è una, che noi siamo 40 anni con questa guerra, noi siamo lamento la prima riunione che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta in Baddesale, e abbiamo visto tipo episodi pure, abbiamo visto Beata Paolo e tutto su film, insomma, so che tanto presente questa regione vi serrenti, vi benedito isso, e mi lamento, noi ce l'abbiamo fatto, l'abbiamo nato di gai, queste cose che voi del seguito con parte tutto, sono assessori della cultura e con qualche presidente devo poter su occasione di fare dare. Cioè, la poesia sarda, la poesia è un patrimonio culturale che deve entrare in queste scuole. E questo noi intendiamo, è inutile, noi siamo 40 anni con questo e niente, non che li si entra in conca. Gai si poteva salvare, per il seguente esempio serve dar basket che hanno fatto entrare la poesia in queste scuole, o è banda di scortare una gara di poesia, pur da dire che mezza persone, sei tutto giovani. Però è inutile che si fa da duri assurde, no. Poi si spende in un montone di denaro per altre cose, accanto poi non pone nulla del denaro che deve essere adibito a questa cultura nostra, invece si spende in cose che non vanno da sardo, che non vanno da, anzi, quasi un risidorzo in suo confronto nostro. E non andava bene, noi scusa questa politica, noi scriviamo, se la regione sarda, vai attento politico, come te ne sardo sabero, ha cambiato qualche cosa, però il politico sardo sabero, come ti intendo te, può essere sardo, non binda, questo è. E tocca stare d'accordo con queste cose e agarrare con queste cose nostre, se no è una battaglia perdita. Cristo è sempre in brama da pizzinetto.
gioia l'ha invocato, ma prima è affrontare ogni dramma apostolo sia severato, e devo un'ardente via mai ne sarlimbarlisa d'insegnato, prima è abbaidare in ogni istante che vissa limba più importante. Tu in questo 40 anni hai tenuto l'occasione di cantare con sus più mannos, o qualche ammento di qualcuno che ti bene come a conca, di qualche cosa che non si può narrare, di qualche poeta, forse che hanno tenuto l'occasione di cantare? Io ammento sono me, totalmente bello, a parte ammento insomma, della tragedia che mi è scappata con subito di Francisco, che purtroppo è morto. Francisco Mura. Francisco, e così stiamo ma sosate totalmente con il sicuro, altre occasioni, tra noi si va sempre dentro un buon rapporto di brullania, a volte mi lamento su Beato Giovanni Seu, mi viene che lo fa grinchiattare pure, e sempre portami una base, la sai che se stanotte, e però tutto in brullania che hai, in me un rapporto umano, perché tutto, tra lo poeta deve vedere sul rapporto umano, prima di tutto dobbiamo essere uomini, e poi poeta, se chi è questo uomo non deve essere manco poeta. E dunque se crea questo rapporto, a volte noi passiamo tempo su notte di sestiu, con i colleghi che come erano nostri, e dunque si crea quando si anda fuori e si crea un rapporto che devono essere, e quindi sono totalmente belli che devo dentro in sul rapporto che ho potente con i suoi colleghi. So che mantengo pazienza prima e so che mi danno pazienza come. E qualche gara che ti sta barrata più in mente, che forse è durata meno più tempo, o qualche tema che ti ha appassionato, che ha appassionato il pubblico? Gara che è durata in più, non è manco su problemi orari, sa gara che ti aumenta qualche cosa, stessa gara mammeta, sa gara bella, sa gara. Poi a volte sono notti particolari che ti tocca cantare temas, e canto tu non bigrese, non ti poter mai, non mi posso mai a ponere a difendere una tesi, che non bigreo, al contrario, poi in suo tema ti lo danno un biglietto e ti devi vedermi se marini. A me in San Vero 1000 sono hanno mandato a difendere Sisis, tu pensi come ti si può difendere Sisis? Però lo devi difendere e in questo momento ti devi arrangiare e salvarti tu. Sono credente, insomma, a volte mi è toccato a cantare satti, sono miscredente, contro, e però in questo solo che sto cantando in questo tempo deve essere questo. E te che invece a cantare in saida tua, è diverso, è una cosa di una maniera differente, va più su, come parlare, va più su un vago di timoria? Questo è sempre, mi come quando sto in gara, mi si battono di fare, che sono 29. Insomma, sto cantando 40 anni, quindi mi devo dire questa cosa, però barra sempre, essere di fronte a questa gente tua, essere di fronte a è una cosa che abbarra poi però deve andiamo su vincere poi sul senso di suo dovere, sul senso, però non è particolare. Qual è si spera tua su benitore pu sa poesia a bolu e te pensas insomma abbiamo questionato tantas cosas de sos problemas che ha sa poesia in questo momento che è figlia della storia che stiamo vivendo. Tu hai servito queste cose buone o ti dimostri vero che questo genere, questa poesia si è morta tu e te iesi? Cose buone, cose buone sono che come noi in questo anno abbiamo vestito 4 gimbe giovani, tra i 30 e i 40 anni, che sono bravi, che sono a certezza e a isso manca solo questa continuità di cantare come si cantava prima, che danno il valore giusto
può essere poeta armannos, poeta come abbiamo conosciuto, però se non veste se un poeta non canta con regolarità, non si va che pure salgare che a prima, e questo spuro non vestono sviluppo, a parte il fatto che prima come tapponato si cantava in suvalca fuori di suvalco, ma come noi cantiamo in suvalco solo, fuori di suvalco e dove canta, con chi canta, è spericoso compreso, e pare di un miracolo che siano custoso, bravos che sono in Deo, sto giovane che mi va che a cantare con esso, che sono bravos, non è questione di mancanza di poetas come a Bortas, che è mancanza di occasioni di fare cantare questo poeta. Di si formare. L'altra cosa a manna è questa lingua, questa tragedia della Sardegna è questa lingua, o è mamma e babbo che vedono un'altra lingua e non comprendono mai su bruitte, a un'altra lingua che va per bisogno di pesare il figlio nostro in una lingua che non è la nostra. Questa lingua si impara nelle scuole, abbiamo un'istituzione scolastica apposta per questo. E è un vantaggio umano per i suoi figli a nascere con questa pensato in due lingue. In due lingue, che già l'hanno appurato a livello scientifico pure un altro luogo spuro. E come perché siamo politiche? Perché siamo politiche, noi se teniamo per questo associazioni di comuni in varie zone della Sardegna, e sono pure a pensare, eccolo, facciamo una rassegna di gara poetica, non si fa che questa gara poetica, come si fa che in altre cose, e non si pensa. E poi a scuola, la poesia improvvisata deve entrare a scuola. Che noi siamo morbidi che sempre che siamo andati a scuola, un'attenzione particolare dei sospiselli, che noi è vero che non la comprendono. Io ho cantato in una scuola di Castello in Cussorione Sant'Elia, Istituto Colombo, per richieste. Pisedro de Sarmetas, tu immaginati due Pisedro de Sarmetas in Castello con chi fai in Sardi e poi non fai dentro su giardino solo, con la variante nostra, la variante che mangiamo con Sargara, eppure denaro, che con tutto questo, che applaudiano con dottata più bella, o più spiritosa, dunque se ti che che già comprende, è un'illusione nostra, non è che il spizzino non comprende, non è vero, la tiene questa capacità, siamo noi che lo dobbiamo aiutare in questo percorso di dover appropriare della cultura in solo, della identità in solo e tutto. Questo è una buona cosa. E poi la politica regionale in cui tiene questa rete, non mi chiede mai, mi lamento, mi scusa cante brigare pure, non ero mai solo meno che ne foto, una femmina pure assessora alla cultura ed lei ha fatto la proposta, poi va che tanto convegno e gare poetiche, pare che hai fatto su conto in cantase scuola, ma si fa idea di 200 scuole e tutto. Se si spesa schibigheria, no, e non fai una spesa eccessiva, anche non bisogna purtroppo manco 15 euro. È capitato un'occasione, sanno che devia Gianni Morante devia girare un film in questa parte inglese, bene, in suo giro entra una guida che l'hanno entregato, come un momento, o che entro €1.000 sono €1.000.000. Subito commenta, però questa cosa tua, non bisogna queste cose, può fare 200 convegni e gare senza scuole, no. Bene, da una ora, eccolo, tanto suonare a bestia. E scuso su questa cosa scandalosa. Non li spiega da seminare, li spiega da dire. Ma manca vuol dire, li spiega da sperperare su altri. Anda bene su altri, anda bene saperto a tutto. Però prima pensiamo a questa cosa nostra, che noi speriamo queste cose, poi non possiamo barrare nulla. Che sorte su altri, lo barra di nome solo. A noi bene non lo facciamo vedere se che la tornano a alleare, ma noi ti facciamo vedere brucia sul mondo che abbiamo lasciato perdere tutto. E poi siamo improvvisati a livello come arte, a sul livello che la teniamo in Sardegna, che si è mantesa, sul significato che tiene in Sardegna, la cultura nostra. Non la tiene in una parte sul mondo. E noi se non ci hanno fatto andare, non ci hanno invitato a sua università a Parigi a fare le poesie improvvisate e non era mai avvenuto in Sardegna. Poi è interessato pure su un'altra nazione, a questa cosa nostra di noi. Però scusa, manca questa passione in chi a questa cosa deve pensare. Bruno, io ti do grazie per questa passione, questa pazienza e questa competenza. Grazie a voi. Speriamo di tornare a spiegare con noi della regionale di poesia a Bulu, di tradizione e finire di un benidore e un vago più tranquillo. Auguriamo bene, grazie a voi di avermi invitato e di tutto. Alla prossima.